And if they're looking for a vein, they're not finding it. Who knows? This one, I think the wrong answer or the correct answer. This one shows the wrong answer. I already got it now. This one, this one. I don't know. Whether is the wrong one or the correct one. Because look at this one. Una problema. Leggi anche l'esempio. This one is not just bene. You see? Vai, I don't know. Quando I don't know the correct one. I don't know the correct one or the wrong. hai bisogno medicine, hai un problema urgente, non ti senti bene. Non ti senti bene. La risposta giusta è Hai un problema urgente. urgente. Bene. Vedi la numero 1, fai tu. Quando arrivi un infermiere ti dà Ok, 4. 4 colori. No, che cosa sei? Gravissimo, grave, grave, Sì. poco grave? No, non devi dare tutti e 4. Ti fa parlare, capisce cosa hai, quanto sei grave e ti dà un solo Colore. un solo colore, che è un codice. Però, sì. un colore. Loro sanno cosa vuol dire quel colore, ok? Sì. Non te ne dà 4, perché 4 non C'è? 4 cose, cioè sei bravissimo e poi non hai quasi niente, capito? Uno solo, sceglie, l'infermiere sceglie fra 4, però ne prende uno, ti fa parlare, poi dice no, allora lui è codice rosso, lui è codice bianco, capito? E te ne dà uno solo. Un colore? Uno solo, colore, sì. Ok, It's confusing. andiamo avanti, Ruth, 2. Se la tua vita è a rischio, hai il coraggio. Cosa vuol dire a rischio? Quando è grave. Quando sei tanto grave che proviamo a morire. Così. Capito? Quello rosso. E tu Solo bravo, rosso, rosso, quindi risposta A. Lettera A. Alguém La risposta 1, se uno colore un altro colore. L'infermiere ti dà il colore giusto per la tua gravità. Colore A, uno solo. Uno te ne dà. Lui ha detto 4, quello che ho detto che non ha dato. colore tanti. Uno solo te ne dà. O ti dà bianco, o verde, o rosso, capito? E tu lo tieni in mano, sì. Lui lo scrive e chiama tutti i rossi prima, poi, capito? Così fa. Poi numero 3, Bacari. Se hai il codice bianco puoi andare. subito in ospedale. Subito in ospedale dal medico di base, dalla
Garanzia di Guardia Guardia di finanza. di Finanza. Finanza. Ah, Allora, Guardia in ospedale cosa abbiamo? Cos'è l'ospedale? Guarda, il medico di base è il medico tuo, se ce l'hai, e la guardia di finanza è un corpo di polizia, una delle forze dell'ordine. Sì, guardia di Quindi finanza. cosa pensi tu? Codice bianco, puoi andare a rileggere anche sopra se non ricordi, se hai il codice bianco, diceva non hai urgenza, non sei in pericolo, puoi anche andare dal tuo medico o dalla guardia medica, non di finanza. Ok? Quindi Sì. qual è la risposta, Bacari? Dal medico di base. Di base. Bravo, dal medico di base. Quindi la risposta giusta è la B. Ok? Cassim, andiamo avanti, numero 4. Al pronto posso entrare. Entrare, Paga subito dopo. entra prima chi? Altra. Parla subito. Ecco. Arriva prima dei altri. È più grave. Entra Bravo. prima. Qual è quella giusta? È più grave. Bravissima, lettera C. Lettera C. Quelli che rischiano di perdere la vita, poverini. È grave. Quindi, Non grave. numero, vai, con la 5. Di solito paga il ticket che chi ha grave e più ricco non è grave. non è grave. Quindi chi è che paga il ticket? Questo lo trovi alla fine, verso la fine della lettura, del testo. Non è grave. Esatto, bravo. Non è grave, la risposta giusta è la C, benissimo. Ok? Adesso ci prepariamo all'ascolto. Pagina 40. Ascoltiamo bene. La stanza Ascoltiamo bene. di Ve lo faccio sentire almeno 2 volte. Intanto però, mentre ascoltate, l'argomento è la tessera sanitaria. Voi ce l'avete la tessera sanitaria? Sì. No? Sì. Io non Sì? c'è. Tu? Quello non ce l'hai? Io non c'è. Quella azzurra, sì. Io No? non c'è. Adesso vi spiega però. La conoscete come è fatta? No? Non la faccio della mia? Allora, questa, Scusa. dove c'è anche il codice fiscale, Fiscale. poi ve la daranno da voi, dico, questo è così, dietro è così. Sì. C'è il codice fiscale, nome, cognome, tutti i dati, e poi c'è un chip qua, no? Dove registrano tutte le informazioni che riguardano ogni persona, sanno tutto praticamente. Ok? E tu non ce l'hai per bambine, no? No. Ancora no. Allora sentiamo cosa dicono. Qua. Tu vai all'ospedale Cecano. Sì. C'è il codice fiscale, non ci sarebbe. Plastica. Solo carta. Non c'è. Unità 3, Ok. pagina 40. La tessera sanitaria. Esempio. Senti zia, devo fare la tessera sanitaria, ma non ci capisco niente. Devo andare in ospedale? No, devi andare agli uffici della ASL in centro
in via 11 febbraio e devi portare il permesso di soggiorno, il codice fiscale e un certificato con scritto dove abiti. Ho capito. E devo dire qualcosa? Devi scegliere il medico. Loro ti fanno vedere i nomi di tutti i medici con indirizzo e tu scegli quello che vuoi. Ma io non conosco nessuno. Zia, aiutami per favore. Se vuoi, puoi scegliere il mio. È una dottoressa. Si chiama Teresa Bianchini. Ha l'ambulatorio vicino alla stazione. È brava, gentile, disponibile e trovo bene. Aspetta, scrivo il nome. Poi mi danno la mia tessera sanitaria? No, lì ti danno un foglio, la tessera te la spediscono a casa dopo 2 o 3 settimane. Scusa zia, ma a cosa serve questa tessera? Serve per tutto? La devi portare quando vai dal medico, in ospedale, a comprare le medicine in farmacia e c'è scritto anche il codice fiscale. Io la tengo sempre con me. Bene. No, Non ho capito. La rimetto, sì. Sì. Devi controllare meglio. Unità 3, pagina 40. La tessera sanitaria. Esempio. Senti zia, devo fare la tessera sanitaria, ma non ci capisco niente. Devo andare in ospedale? No, devi andare agli uffici della ASL, in centro, in via 11 febbraio, e devi portare il permesso di soggiorno, il codice fiscale e un certificato con scritto dove abiti. Ho capito. E devo dire qualcosa? Devi scegliere il medico. Loro ti fanno vedere i nomi di tutti i medici con indirizzo e tu scegli quello che vuoi. Ma io non conosco nessuno. Zia, aiutami per favore. Se vuoi, puoi scegliere il mio. È una dottoressa. Si chiama Teresa Bianchini. Ha l'ambulatorio vicino alla stazione. È brava, gentile, disponibile e trovo bene. Aspetta, scrivo il nome. Poi mi danno la mia tessera sanitaria? No, lì ti danno un foglio, la tessera te la spediscono a casa dopo 2 o 3 settimane. Scusa zia, ma a cosa serve questa tessera? Serve per tutto? La devi portare quando vai dal medico, in ospedale, a comprare le medicine in farmacia e c'è scritto anche il codice fiscale. Io la tengo sempre con me. Unità 3, pagina 40. La tessera sanitaria. Esempio. Senti zia, devo fare la tessera sanitaria, ma non ci capisco niente. Devo andare in ospedale? No, devi andare agli uffici della ASL, in centro, in via 11 febbraio, e devi portare il permesso di soggiorno, il codice fiscale e un certificato con scritto dove abiti. Ho capito. E devo dire qualcosa? Devi scegliere il medico. Loro ti fanno vedere i nomi di tutti i medici con indirizzo e tu scegli quello che vuoi. Ma io non conosco nessuno. Zia, aiutami per favore. Se vuoi, puoi scegliere il mio. È una dottoressa. Si chiama Teresa Bianchini. Ha l'ambulatorio vicino alla stazione. È brava, gentile, disponibile e trovo bene. Aspetta, scrivo il nome. Poi mi danno la mia tessera sanitaria? No, lì ti danno un foglio, la tessera te la spediscono a casa dopo 2 o
Scusa zia, ma a cosa serve questa tessera? Serve per tutto, la devi portare quando vai dal medico, in ospedale, a comprare le medicine in farmacia e c'è scritto anche il codice fiscale. Io la tengo sempre con me. Allora, posso? Sì. Adesso conduciamo, vediamo com'è andata. A chi tocca, Dario? Quindi anche comincia a leggere l'esempio e la numero 1. 1. Tutte e due, anche l'esempio. Ok. Esempio, il ragazzo deve fare il codice fiscale. Vero o falso? Falso. Falso. Sì. La tessera sanitaria si fa in comune. Falso. Vero o falso? Falso. Falso, perché Sì. aveva detto si fa negli uffici della ASL. Sì, Capito? sì. Quando dovrai farla per te e per le figlie, anche, devi andare alla ASL, non al comune, tessera sanitaria all'ASL. Ok. Numero 2, aspetta, numero 2 lo facciamo fare, qui abbiamo finito il giro, quindi Aldo Sardo. 2. Alla ASL decidono loro quale medico devo prendere. Sì. Vero. No. Falso. Testo, sai cosa vuol dire decidono? Falso. Ci sono diversi medici che hanno posto che tu puoi andare, loro ti fanno vedere l'elenco con tutti i nomi, l'elenco con i nomi di questi dottori, tu devi scegliere, capito? Scegli tu. Se già qualcuno ti ha detto scegli il dottor Trento che è bravo, tu magari vai e dici no, c'è posto dal dottor Trento, ti dicono sì, allora tu fai scrivere quello come medico tuo di base, ok? Però alcuni magari c'è il nome ma sono pieni, tanti pazienti, non puoi andare là, devi scegliere un altro, lo scegli tu, non ti dicono loro, capito? Poi se ce n'è uno solo libero con i posti, allora per forza prendi quello, capito? Poi, numero 2, Sonia. No, 3. 3, scusa, Sonia. La zia è contenta del suo medico. Vero. È vero, sì, lei è contenta, sì. Ma tu? La tessera sanitaria arriva a casa per posta. Falso. Sì, vero. Sì. La invidiano, che arriva proprio per posta, bustina, dentro c'è la tessera. Sì, arriva dopo un mese, sì, circa un mese. Numero 5, Amas. La La tessera sanitaria serve per comprare da mangiare. Falso. I going to use them collect food. Mangiare le medicine. Non per mangiare le cose buone. Vabbè. No, non fai la spesa con quella, no. Questo è falso, Però ti serve per fare le medicine. roba da mangiare. Ci sei you online. Allora, YouTube. Maestro, è vero? ma non è vero. Non è vero. Tessera sanitaria, no, le medicine sì, le medicine, ma non il cibo. Sì. Ah, è vero. Non quanto io ho dato, stare un pellico un po'. Signore, la verdura, lo stomaco. Allora, attenzione, battaglione. Dice qua, test di scrittura. Sotto, questo qua. Vediamo un po' cosa vi chiede. Dovete scrivere alcune cose seguendo queste 3 domande. Cosa succede? Cosa dice qua? Un amico deve scegliere il medico, ok? Come il ragazzo dell'audio. Ti chiede uno. Chi è il tuo medico? In the house. 2. Dove ha l'ambulatorio?
3. No, Come è il tuo medico? Cosa dovete scrivere voi qua? Maestra, noi non abbiamo medico. Eh? Per esempio, io non ho medico. Possiamo inventare tanti esercizi, sono anche un po' da creare perché comunque dovete essere pronti, prima o poi tu avrai il medico, devi sapere come ti devi comportare o no, cioè se non ce l'ho non importa niente, no, all'improvviso ti dicono guarda che puoi scegliere il medico, come faccio? Poi devi andare a chiedere in giro, per chi mi aiuta? Quindi comunque ti serve lo stesso, prima o poi ce l'avrai anche tu, ok? E allora dice, rispondi alle 3 domande. In tutto devi scrivere almeno 25 parole. Il minimo sono 25. Provate a scrivere tutto quello. Allora io vi faccio ascoltare ancora l'audio, però dovete stare attentissimi, perché là è la stessa cosa. Chiaro? Quindi visto che non avete il medico, sentite come fa lui e poi provate a scrivere, dai, dovete provare un po', prima o poi bisogna cominciare a fare cose difficili, no? Quindi io vi faccio ascoltare ancora questo, perché un po' di informazioni vi servono per scrivere qua, tipo chi è il tuo medico, dove ha l'ambulatorio, poi inventate, non fa niente, non ce l'hai il medico, se non ce l'hai, capito? Allora, dovete rispondere, dite il mio medico si chiama come mi pare, Patrizia. Francesco Dotti. Yes, no. That's all my doctor name. E ha l'ambulatorio a Frosinone in via Firenze numero 50. Inventi. Il mio medico è bravo, paziente, simpatico. Ok, adesso ascoltate. E poi mi mettete concentrati. You don't have doctor, but you are there. Va bene? Sì, va bene. No, he's not in camp. Unità 3, pagina 40. La tessera sanitaria. Esempio. Senti zia, devo fare la tessera sanitaria, ma non ci capisco niente. Devo andare in ospedale? No, devi andare agli uffici della ASL in centro in via 11 febbraio e devi portare il permesso di soggiorno, il codice fiscale e un certificato con scritto dove abiti. Ho capito. E devo dire qualcosa? Devi scegliere il medico. Loro ti fanno vedere i nomi di tutti i medici con l'indirizzo e tu scegli quello che vuoi. Ma io non conosco nessuno. Zia, aiutami per favore. Se vuoi, puoi scegliere il mio. È una dottoressa. Si chiama Teresa Bianchini. Ha l'ambulatorio vicino alla stazione. È brava, gentile, disponibile, mi trovo bene. Aspetta, scrivo il nome. Poi mi danno la mia tessera sanitaria? No, lì ti danno un foglio. La tessera te la spediscono a casa dopo 2 o 3 settimane. Scusa zia, ma a cosa serve questa tessera? Serve per tutto, la devi portare quando vai dal medico, in ospedale, a comprare le medicine in farmacia e c'è scritto anche il codice fiscale. Io la tengo sempre con me. L'ambulatorio vuol dire dove lui ha dove lui lo studio lavora. medico, ok? Dove tu vai e ti visita con il clino, ti controlla gli occhi, lavora, tutto. Ambulatorio si chiama, cioè l'ufficio del medico, diciamo, lo studio medico, si può dire studio medico o ambulatorio, la stessa cosa, ok?
Già fatto? Sì. Fatto? Io adesso ne scrivo uno qua, poi faccio uno, giusto per farvi contate le parole che sono almeno 25, Non è tanto translate. Io ne ho scritto uno perché volevo vedere quante parole erano, quindi si può arrivare anche a 30. Vediamo, faccio vedere uno classico. Mettiamolo. Faccio un esempio. Questo è un esempio, sono 32 parole qua, totali, Ho fatto un esempio, potete fare simile a questo, cambiate il nome, cambiate la via, la città, dove volete, e ho aggiunto una cosa nuova, con quei pronomi qua, così ve li dico, vi comincio a conoscere. Se fa in corsivo la rima minuscola è questa. Ardian, grande, il nome, questo è il nome. Il nome, Ardian, letta, Ardian Totti, il cacciatore, va bene? Qua è sotto un tono deve essere una minuscola. Si trova poi mette a io il paese a in via vabbè, sì, però dobbiamo vedere bravo, preparato, quindi molto, vabbè, bravo, diciamo preparato, bello, vabbè, simpatico, ok, hai contato le parole quante sono? Anche fare delle parole, scriviamo totale,
No. Terra. Dopo vengono altre persone, non fate vedere con questo coso in mano, No. perché le scelte si tutto dopo, però io prima ho detto alle 10:30, gliel'hai detto che vengono altre persone qua, non è bello che facciamo vedere questo, dai. Quello dicono alla preside che mi sveglia, mi chiamano giù, ma se no, va bene? Allora, finito? Avete contato quante parole avete scritto? Totale? Quante ne messi in parole tu? Mi vuoi far vedere il compito? 25. Fammi vedere. No, tre righe. Ah, 3 righe. Ah, no, io dicevo parole. Il mio medico, si chiama Francesco Totti. Capito? Questo devi contare così. Vedi un po' il totale. Quelle sono le parole, capito? Vediamo. Allora, vediamo anche la possibilità, si chiama dottoressa, fagli il nome, te lo ricordi? Ah, ma questa è cercando. Sì, Patrizia. Il nome? Patrizia. Fagli Patrizia, dove ti do una parola? Diventa un po' più lungo. Ok, punto. Ci mettiamo così. I sempre get on a day. Yes, we did one. Il suo, tu hai fatto la sim ambulatorio, si trova, così aggiungiamo altre parole, si trova, a senza H, a Ceccano, ospedale, vicino all'ospedale. Patrizia, that's the name. Questo vuol dire Patricia. via ospedale. Yes. Non la conosco. Dottoressa Patricia. Allora, a Ceccano, forse volevi dire No, vicino I don't know my doctor. vabbè, io non lo so, che via, la via come si chiama, sai? Via Antonio Grammasci. Aspetta, Sì. si trova a Ceccano in via? Sì. Ah no, perché eravamo due di Ceccano come prima. Però, in via? Via Antonio. Antonio. I don't know what in a Graccio. Antonio. Grazie. Basta. No. No, può essere via Antonio, no. Via Antonio ci deve essere il cognome. Poi, fammi vedere. Via. Antonio Gramsci, numero 16. Grazie. Così andiamo. Di Antonio Gramsci. Tu quante parole hai messo? Ah, bravo, perfetto. Numero 16, punto. Il mio medico è Belli, questo si scrive contiamo le parole. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, guarda perché 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Vedi? Quando riesci a mettere più cose, quindi i 25 li abbiamo superati, ma andava bene, già 30 parole. Ok? Riguarda le parole di tuo corretto, se le capisci, perché tu confondi la E con la I, quindi intelligente, come si scrive, guardate bene, bravo, mettiamo quello ok. Quando iniziamo, sempre la prima lettera, equilibrio medico, quando si è l'importante è il nome di cognome si chiama Patricia come cognome, ricordi il cognome? Lo ricordiamo, non succede niente. Patricia Bianchi. Patricia Fabio.
Ah, Ma perché il medico suo? sì. Sì. Ma lui ha mercato. Anche, sì. Fabio, Sì. va bene. Fabio, mettiamo Fabio, dai, e così almeno spieghiamo un po' di più. The same as this one. Mm. This one. This one. This one. No, they're still in Chicano. No, this one stays with me. Ok. But that one Ah, is still Chicano. laboratorio. This one Chicano. Cos'è questo? Because some of us are in Chicano, some of us are in Ah, laboratorio Saccettano in, così aggiungiamo una parola, in via San You say you have stayed how many years? numero I've not. I've stayed here 8. I'm going to 8 years. In this Still on the May. project. But not here. Yes, still on the project. 1/17 But not vuol here. dire che la è I came tanto here last grande week. la Not, laboratorio, prende All my distance was on numeri another cifri, side. 1, 3, 5, 7, no, non possibile. Okay, not even Roma. Grande come un It's ospedale. Roma, Lazio, but Capito? another Vabbè. place. Mettiamo un numero Like solo. Latina place. I don't Numero know uno, them. va bene. Before they transfer me to this side. Numero. Most of the people that they are in projects, if you are a married person, if you come, you stay more Non è in projects than single people. verbo. So È who that came married? simpatico e molto bravo. Ok, con Some of bravo my friends possiamo are still mettere una in cosa più precisa, perché Like bravo vuol this. dire buono, ma anche bravo vuol As I'm dire talking to them preparato, this year, capito? Che ha studiato tanto, vuol dire next bravo month or come next month, medico. one of our Quindi friends is possiamo in the mettere venue, you don't preparato, know. bravo, That one too is aiutiamo, going out molto from simpatico, project. molto bravo e aggiungiamo, possiamo lasciare questo per il bravo perché è buono, di cuore, ma mettiamo anche il preparato, ok? Perché ci sono anche medici non molto bravi, magari, no? E purtroppo succede. Quindi, e quindi le parole sono cambiate, vediamo, sono saliti, sono di più adesso, mi sa, ricontiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.